il nostro chef delle star di Hollywood. Eccolo. Good morning, my name is Celestino Drago. I'm the chef owner of Enoteca Drago in Beverly Hills and Il Pastaio in Beverly Hills. And I want to tell you a little bit about the dish we're going to prepare. It's old-fashioned dish. Ecco, abbiamo visto un video di un programma dello chef Celestino Drago, originario di Galati Mamertino, che è dato giovanissimo negli Stati Uniti, uno dei chef più famosi di Hollywood. I suoi ristoranti sono frequentati da star e lui oggi è qui in studio con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi qui. Ecco, allora partiamo subito dalle prelibatezze siciliane che hanno conquistato le star a Beverly Hills, a Hollywood, negli Stati Uniti. Quali sono queste prelibatezze? Dio, ce ne sono tanti, se eravamo qui, avevamo un paio d'ore, li potevo elencare tutti. Comunque la cultura siciliana, la storia dietro il mangiare, dietro le nostre pietanze, i nostri terreni, proprio quello che ci vuole, si sono portati direttamente negli Stati Uniti. Sono molto fiero che sono stati accettati proprio a braccia aperte, dalla pasta al pesce, un pochino di tutto. Via, ecco, qualche piatto in particolare, un piatto diciamo di quelli che, una specialità. Ecco, parlando dei piatti siciliani, ecco, la pasta incacciata, questa pasta, un timballo con le melanzane ripiena di ragù, un sugo di carne. E noi stiamo vedendo proprio queste preparazioni, no, nelle vostre cucine, insieme appunto a chi lavora con lei, al fratello e agli altri. Guardate un po' che spettacolo, eh. E perché, a chi piace in particolar modo questa, quali sono i gusti, appunto, ci può raccontare qualche aneddoto, alcuni di questi vostri affezionati? Ma noi siamo proprio nel centro di Hollywood, nel centro di Beverly Hills, downtown Los Angeles, un po' tutti, capito, ci passano, grazie a Dio, dei noi. Gli attori, specialmente nel cinema, non solamente attori, produttori, un po' di tutto, a vedere la cucina siciliana un po' rinata, loro ci passano un pochino di lì, da Danny DeVito, Jacqueline Bisset, Justin Bieber, Alan Alda, tutti questi diciamo quelli lì un pochino del passato, e tanti anche i nuovi come Justin Bieber, insomma ci passano un pochino tutti da noi e accolgono questa grande cucina siciliana proprio che è una cucina che chiaramente voi avete portato in America e che un po' porta le tradizioni. Abbiamo visto anche delle immagini proprio della sua storia da piccolo, appunto nel messinese, 40 anni di attività. Ecco, un aneddoto magari su un retroscena su qualcuna di queste star, magari che ha apprezzato un piatto in particolare, magari. Si parlava di Justin Bieber proprio ora, che ecco, lui voleva sempre questo piatto che erano dei paccheri con una salsa molto semplice come piaceva a lui. Allora è stato un grande boom e l'abbiamo dovuto mettere sul menù proprio il paccheri alla Justin Bieber, che non solamente a Beverly Hills, ora al Pastaio abbiamo anche 2 pastai a Dubai, e anche lì sul menù è uno dei pasti più venduti. Ecco, ma il segreto, un consiglio a chi ci sta seguendo intanto, per esempio, per preparare bene uno di questi piatti, per esempio le melanzane, no? Ingredienti. Gli ingredienti, quando si comincia con un ingrediente buono, organico e tutto lì, non bisogna far tanto per creare un piatto buono. Semplicità e ingredienti. E la base è quella. Allora, noi abbiamo visto poco fa le immagini di Celestino da giovanissimo, abbiamo preparato una sorpresa per Celestino, lui non lo sa. Adesso dalla regia vediamo questo contributo e poi lo commentiamo insieme. Ah, per me Celestino, sempre Celestino è un primo figlio, ma mi ha portato tutta la famiglia avanti. Mi pare, ma per Natale tornavo, stile il portafoglio, piglio la sacchetta, piglio il portafoglio. E mi tecca adesso mamma, e c'erano qualche $4.000. Ciao Celestino, io sto bene, spero che tu stai bene. Ti mando un saluto profondo e ringrazio a Dio che ci ha dato questo dono di averti portato a questo punto. Siamo tutti soddisfatti e contenti
Ti ringrazio della benevolenza che mi hai portato. Grazie. Commosso, quanto è importante, no? Ecco, la famiglia, è stato difficile, adesso è vero, appunto è commosso, però insomma, quanto è stato importante? Importantissimo, quello ci ha guidato un pochino su tutte le vie che non solamente me, a tutta la famiglia. Io sono il più grande di 8, mio papà, come avete visto, che ci è mancato un paio d'anni fa, mia madre che è ancora con noi, che ci guida sempre anche. Quel saluto che arriva dall'alto, sì, dall'alto, che si rinnova. Dall'alto, e grazie a Dio con tutti i miei fratelli, anche lì a Los Angeles, con tutti siamo in 4 e una sorella, siamo lì. Senza di loro sinceramente non avrei fatto quello che si è fatto, però sono le fondazioni che ci hanno insegnato i nostri genitori, che veramente ci hanno aperto le strade a tutto. Ecco, sì, infatti, e proprio continuando su questo spirito, le volevo chiedere, adesso parlando poi del rapporto tra genitori e figli, ai giovani, lei adesso ha un sogno, quello di riuscire ad aiutare tanti altri giovani che come lei hanno questa passione, che hanno questo sogno a diventare grandi chef. Ecco, come pensa, cosa vorrebbe fare? Prima di tutto bisogna dare il messaggio ai giovani, e tutto è possibile quando si fa col cuore, con la passione e con l'amore di una cosa. Uno deve mettere in traguardo quello che vuole fare e andarci direttamente. Lavorare duro, rispettare, capito, gli insegnanti, rispettare gli ingredienti specialmente, e non dimentichiamoci della cultura, della storia che ci hanno insegnato noi, che abbiamo questa bella terra, l'Italia, la Sicilia, la provincia, i comuni che abbiamo, diciamo, ci hanno dato tutto. Non ci dimentichiamo di tutto questo. Anche un percorso, per esempio, con gli studenti potrebbe essere utile. Anche qui, sono qui a Palermo, oggi andiamo a visitare la TED, che è un ente di formazione? Sì, di formazione, esatto, di formazione, che è bene vedere queste cose, di cercare di lavorare insieme. A noi ci manca molto la nuova generazione, diciamo, i giovani che possono venire giù in America a darci questo, diciamo, a portarci queste, continuare con queste tradizioni. Bene, e poi magari riportarle qua e crescere sempre di più. In chiusura, 30 secondi, dicevamo 40 anni di attività, giorno 17 a Beverly Hills, un grande evento, uno show cooking anche con una grande cassata, un modo per celebrare questo grande evento. Sì, io compro siciliano, un'azienda qui di Palermo, che quello che facciamo, cioè insieme a ringraziare anche gli enti, diciamo, di Beverly Hills, la città, i sindaci, tutti i clienti, quello che ci hanno aiutato in questi 40 anni. Uno chef che viene da qui a fare questa bellissima cassata molto grande proprio nel parco lì a Beverly Hills, e di dare questi assaggini, come quando viene a casa ci deve offrire il dolcetto, noi lo offriamo in Beverly Hills. Grazie davvero anche per questa testimonianza, in bocca al lupo a lei e a tutti i giovani, buona giornata e buona giornata ai nostri telespettatori. Grazie per la vostra attenzione, Buongiorno Regione torna domani, arrivederci.